Questione fusione tra i comuni di Rivignano e Teò, sentiamo un po' anche il parere, abbiamo sentito i politici fino a qualche puntata fa, adesso invece sentiamo anche la gente comune. Ad esempio lei che abita proprio sul confine, no? Dunque diciamo così alla doppia, diciamo, alla doppia cittadinanza, in un certo senso, dunque sente un po' di più questo problema. Ma io non penso che ci siano tanti problemi, insomma, io sono favorevole alla fusione, anche perché il comune si ingrandisce, giustamente, no? Invece di essere 4.000 persone diventiamo 6.000. Poi l'unione fa la forza, si dice. Esatto, esatto. Ecco, che vantaggi secondo lei ci saranno poi una volta che i due comuni, le due realtà si sono unite insieme, che vantaggi ci saranno? Ma penso che ci sarà un vantaggio per tutti quanti, no? Saranno meno spese sui comuni. In questi tempi dove si taglia tanto c'è l'opportunità di avere quei soldi in più che servono per fare il bene dei cittadini. Esatto, che servono per il bene dei cittadini, associazioni, sarà tutto un bel insieme, si spera che la fusione venga fatta anche. Ecco, lei voterà sì allora? Io voterò sì. Un'altra persona, un altro avventore abbiamo trovato qui nella zona di Rivignano, lei arriva da Vil di Varno, dunque da Varmo, dunque in teoria non c'entra niente con questa fusione, però il suo pensiero qual è? Magari che venisse anche a Varmo questa fusione. Creare magari questo benedetto comune del Medio Friuli. Più grande è, penso, di puntare un po' su più la qualità dei comuni, no? Perché se non hanno una certa dimensione non possono nemmeno puntare sui servizi un po' di qualità, no? Anche se indirettamente nel suo comune ad esempio i servizi funzionano bene? Sì, non si può, però se fosse un'unione sarebbe un po' meglio utilizzare meglio le macchine del comune. Tutto. Soprattutto questa opportunità appunto di cercare di unire le due cose assieme proprio per portare un servizio completo. Perché stiano meglio i cittadini, insomma, no? Perché abbiamo degli sprechi sia di personale che di macchine, no? Con questa unione si potrebbe puntare a un'efficienza maggiore. Senta, da confinante cosa consiglia ai cittadini di Teore e di Varmo? Di votare sì oppure? Di votare sì, perché come le ho detto, magari fossero anche noi messi. Dunque lei è favorevole? Sì, certamente. E lancia un sasso anche al suo sindaco? Sì. Sto pellegrinare, abbiamo trovato anche l'assessore comunale di Rivignano, insomma ci siamo, tra pochi giorni ci sarà l'esito delle urne per quanto riguarda questo referendum popolare per dare de jure il discorso dell'unione tra i due comuni. Insomma state lavorando alla grande, alla Clemente, sappiamo che insomma vi state muovendo, la situazione com'è? Ma devo dire che comunque la situazione è buona, anche se alcuni dei cittadini comunque no, sono ancora indecisi, però io penso che comunque vada a buon fine e quindi do l'annuncio, no? Andate a votare, votate sì, perché comunque è una cosa buona sia per Rivignano ma soprattutto anche per Teor. Anche perché queste non sono elezioni, non sono primarie, è un segno di civiltà, un ulteriore segno di civiltà e di democrazia per far capire ai cittadini cosa vuol dire unire le forze levando i campanili proprio per cercare di dare un servizio completo. Beh certo, Rivignano e Teor sono sempre stati vicini comunque da 30 anni a questa parte, beh, è logico anche che il fatto che comunque no, di adeguarsi a questa spending review, che è un termine che ormai no, è di cultura no, popolare. Tutto inglese. Ecco, infatti, io spero che comunque la gente capisca e che comunque è un fatto anche di unione, di fusione tra persone, non solamente tra amministrazioni. La sensazione comunque è positiva? Secondo me sì, da quello che si sente in giro sì. L'importante è che ci sia un voto, diciamo un plebiscito, un voto bulgaro, dai, in un certo senso. Sì, io penso che un buon 70% è logico, il 10-15% degli indecisi sarà sempre, anche perché comunque la situazione politica è quella che è, ma comunque io sono favorevole e quindi vado per il sì. Andrea Pertoldeo, la situazione per quanto riguarda il comitato del sì com'è? Ottima direi, abbiamo raccolto più di 400 firme, abbiamo appeso i manifesti, abbiamo fatto degli incontri, abbiamo distribuito i volantini casa per il sì, la gente, i cittadini sono direi quasi unanimemente per il sì. Speriamo che vadano a votare. Ecco, il 2 di dicembre si avvicina, dunque ulteriore spinta giusto per dire alla popolazione, insomma, di dimostrare la vera forza della democrazia in questi casi. Esatto, questa è la democrazia, andate a votare e votate sì, perché questa è un'occasione unica in Italia da non sciupare, è un'occasione di sviluppo per il nostro territorio. Vi aspettate un voto bulgaro?
ma noi pensiamo di aver lavorato bene e ci aspettiamo un buon risultato. L'importante è che la gente vada a votare. Direi che c'è il detto popolare, l'unione fa la forza, e perché non resti un detto popolare c'è l'opportunità, direi, e l'occasione di veramente aiutarsi per il futuro. Ecco, di questi tempi io credo, innanzitutto, ecco, come Chiesa, come parrocchia, io penso che sia una cosa positivissima questo discorso dell'unione, anche perché come parrocchie di fatto c'è già l'unione. Io sono già parroco di Rivignano Teor, Driolassa e Campomolle, quindi, no? Ecco, Rivarotta è sotto un'altra forania, ma ecco, e quindi questa opportunità, secondo me, è importantissima. Soprattutto di questi tempi, cioè è inutile che ci illudiamo di ritornare indietro, di arroccarci nelle nostre piccolezze, direi, no? Pur mantenendo l'identità, perché anche pur l'unione parrocchiale, diciamo, non ha minimamente intaccato quelle che sono le particolarità e le specificità di ogni parrocchia, perché ogni parrocchia ha le sue feste, ogni parrocchia viene rispettata nei suoi ritmi, certamente però alcune attività vengono fatte insieme. Ecco, io credo a livello civile questo sia ancora più importante, proprio per una questione anche di non solo di risparmio dei costi, che è fondamentale di questi tempi, ma soprattutto, ecco, questo sì, questo deve essere auspicato, ecco, non deve essere solo la fusione perché possano arrivare più soldi, ma deve essere la fusione perché possano concretizzarsi più servizi nelle persone concrete e soprattutto nelle situazioni più bisognose. Allora, da questo punto di vista, io credo che sia fondamentale veramente favorire questa unione. Dunque, un invito ai telespettatori di Teor e di Rivignano a partecipare per esprimere il loro diritto di riunire finalmente questi due territori comunali. Certamente, che di fatto però sono già uniti. Di fatto in tante cose, in tante situazioni io l'ho potuto sperimentare, no? E quindi, ma io penso, come sempre, che il popolo, proprio anche esercitando questo diritto democratico, il popolo è intelligente, più di quanto magari politici di vecchio stampo possano immaginare. Il popolo sa sempre quello che deve fare, quindi io penso che ho tanta fiducia nel popolo che ha capito, credo, e se non in maniera magari piena è importante anche aiutare a capire anche i meccanismi, anche i vantaggi, ma anche direi l'impegno che ognuno deve dare, ecco, esercitando questo potere, diciamo, del voto, ecco, io penso che il popolo deve tener presente di decidere per il futuro di queste comunità. Senta, è un caso secondo lei che proprio nel momento in cui stava dando questo input le campane suonano a festa? È un caso, diciamo, dai, ecco, non andiamo a fare altre interpretazioni, però è bello, insomma, ecco, che ci sia la conferma, che non suonino a morto, ecco, questo è importante. Importante a festa. Ecco. Secondo lei perché sia la fusione? Beh, io credo che comunque l'unione tra i due comuni ci sia già da qualche anno a livello di popolazione, comunque di servizi a livello di popolazione, di volontariato, di associazioni che comunque collaborano da molti anni a questa parte. Dunque non è solo un discorso di unione, ma soprattutto di fare la forza, come si dice in questi casi. Sì, perché comunque ci troviamo in un periodo di crisi, di difficoltà a livello economico, ma anche a livello di servizi generali, in cui credo che comunque il gruppo singolo si trovi un po' più in difficoltà rispetto comunque a due insieme, a due gruppi che si uniscono, che si fanno la forza tra di loro, che possono aiutarsi sia a livello economico che a livello di servizi, ma comunque anche a livello di contatto diretto con la popolazione. Poi questa unione serve appunto un domani, mettiamo il caso, non so, cadono due alberi di 30 metri sul fiume Stella nel comune di Teor, sempre a caso, prendiamo un esempio a caso, succede questo, con l'unione c'è la possibilità di riuscire a risolvere prima i problemi. Io credo di sì, ma che comunque anche perché a livello di amministrazione comunque, ma anche a livello di associazioni che collaborano a livello diretto sia con la popolazione che a livello di amministrazioni comunali ci possa essere una collaborazione su diversi settori, su diversi ideali sia personali che politici comunque.
Il 2 dicembre è una dimostrazione di diritto applicato per quanto riguarda la democrazia. Sì, avremo un referendum che coinvolgerà tutte le popolazioni, sia di qualsiasi genere, di entrambi i comuni, in cui ci ritroveremo praticamente a mettere, diciamo, sul piano realistico quello che sono gli ideali personali di ogni singola persona che è stata coinvolta in questa importante decisione e svolta in questo anno 2012. Resta che ringraziarvi per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata.